pace sia con voi. Il saluto della Trinità, che poi si rende vero attraverso la presenza di nostro Signore Gesù Cristo con il dono della pace, raccolta dalla bellissima e significativa figura di San Benedetto, sia per noi lievito affinché possiamo riconoscere le nostre fragilità, metterle davanti a Dio sull'altare per poterle ricevere rinnovate nella presenza viva e vivificante di nostro Signore Gesù Cristo. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
santo abate Benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, per correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio. Oh
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia, secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il mistero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Parola di Dio. In quel tempo Pietro disse a Gesù: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. La parola di Dio che stiamo celebrando in questa festa di San Benedetto Abate e per il monastero di San Pietro di Sorres Solennità, la parola di Dio ha
descritto, delineato alcuni tratti di questa figura eccelsa, soltanto alcuni tratti che vale la pena poi ciascuno per conto proprio riprendere per cogliere il significato autentico, perché possiamo crescere nella fede. Partiamo dal Santo Vangelo. Pietro che dice a Gesù, chiede a Gesù: noi che ti abbiamo seguito, io mi bloccherei subito. E conoscendo tutta la vicenda di Pietro, e noi la conosciamo, così come Gesù in quel momento già la conosceva, avrebbe potuto rispondere: beh Pietro, cerchiamo di essere un pochettino sinceri, coerenti, ti abbiamo seguito, certo, seguire il Signore Gesù è la cosa più importante. Se questo non c'è, veramente viene a mancare ciò che San Benedetto pone all'interno della regola, ma come regola di vita per tutti: non anteporre niente all'amore di Dio, perché se si antepone qualcosa all'amore di Dio, l'amore di Dio scompare. Se invece l'amore di Dio è anteposto a tutto, tutto veramente acquista significato, perché è visto secondo gli occhi, il volere, il cuore di Dio. E allora veramente emerge la figura eccelsa di San Benedetto, che noi possiamo definire tra i diversi titoli dati in occasione della proclamazione di patrono di Europa. Lo possiamo definire come un grande rinnovatore. Quanto oggi si chiede ai personaggi, soprattutto a coloro che detengono il potere, di essere dei rivoluzionari in senso positivo. Ecco, San Benedetto ci insegna che lui ha potuto essere un grande riformatore perché è partito da se stesso. Ha potuto rinnovare la Chiesa di quel periodo perché ha rinnovato se stesso, perché gli altri, vedendo lui, hanno visto che era una persona credibile, all'insegna di Gesù, che era autorevole, e non come gli scribi e i farisei, i quali, così come penso si sia approfondito durante i giorni della settimana biblica in questo monastero, il potere è un potere di servizio innanzitutto. E quanto il mondo di oggi, quanto le nazioni contemporanee a noi, quanto il nostro ambiente ha necessità di questo non retrogusto, di questa pietra fondamentale che il potere è innanzitutto servizio. E quando il servizio è all'insegna dell'amore, che per noi è l'amore di Dio, e all'insegna dell'amore tutto si rinnova. Allora non anteporre niente al Signore. Noi ti abbiamo seguito, sì, ti seguiamo Signore, però sempre, non come Pietro che nel momento della difficoltà dice non avvenga mai quello che tu hai detto. E allora il Signore dice: ritorna indietro, perché devi seguirmi. Non anteporre niente al Signore, altrimenti diventa una catastrofe. E quante catastrofi ci sono? Però bisogna partire da noi stessi, ciascuno dalla propria intimità, dalla propria interiorità, se vogliamo che il mondo migliori. E poi un'altra caratteristica di San Benedetto: ora et labora, è la conseguenza. Prega, la preghiera, non le preghiere, la preghiera, se vogliamo, con l'itinerario di vita all'insegna dell'orazione che il Signore ci ha donato nelle parole, nel percorso del Padre Nostro. Prega e dunque lavora, e quindi il tuo lavoro sarà certamente l'espressione di quella preghiera, cioè di quel rapporto tuo con Dio, tuo con i tuoi fratelli e le tue sorelle.
E qui emerge che cosa? Emerge tutto ciò che Papa Leone ci ha riconsegnato nella Magnificat Humanitas, che fa parte della dottrina sociale della Chiesa, e in merito mi permetto di richiamare il capitolo 4, soprattutto quando parla di custodire l'umano nella trasformazione. Quanta trasformazione c'è oggi? Sì, lo sappiamo, Papa Francesco ci ha detto che non siamo in un periodo di transizione, non siamo in un periodo di cambiamento, siamo in un'epoca di cambiamento. Ecco, l'umano, custodire l'umano nella trasformazione, nella verità, nel lavoro e nella libertà. Dopo aver tracciato l'orizzonte in cui si colloca la sfida della trasformazione tecnologica, in particolare quella legata all'intelligenza artificiale e alle correnti transumaniste e postumaniste, non possiamo restare sul piano delle sole analisi generali. Potremmo aprire tante parentesi qui. Quando cambiano i linguaggi e gli strumenti, cambiano anche i gesti quotidiani e le relazioni sociali. Per questo occorre soffermarsi su alcuni ambiti nei quali tali trasformazioni hanno ricadute molto concrete, a volte drammatiche. Alla luce dei principi della dottrina sociale della Chiesa, la trasformazione digitale ci chiede di riscoprire la verità come bene comune. La verità come bene comune qui emerge alla nostra attenzione quanto Pilato chiese: che cos'è la verità? La verità come bene comune, di tutelare la dignità del lavoro e di custodire la libertà contro ogni dipendenza e mercificazione. Anche qui il lavoro. Non aggiungo altre parole, altrimenti sarei veramente fuori tempo e fuori luogo. Ma il valore del lavoro continua più avanti. Fin dalla nascita della dottrina sociale con la Rerum Novarum, la Chiesa ha richiamato l'attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla necessità di contrastare ogni forma di sfruttamento, ma soprattutto il Magistero ha riconosciuto nel lavoro la chiave essenziale per comprendere l'intera questione sociale, perché attraverso di esso la persona sviluppa molte dimensioni della propria esistenza. E qui, molto importante in questo passaggio, in questa prospettiva si comprende anche la grande intuizione di San Benedetto da Norcia, che ha unito preghiera e lavoro, indicando l'attività quotidiana come parte della risposta della persona alla chiamata di Dio. Due accenni a questa bella enciclica del nostro amato Papa Leone, affinché possiamo ancora, se non l'abbiamo fatto, leggerla o rileggerla, meditarla e comprendere come quei temi che oggi noi della parola di Dio abbiamo colto, passando attraverso la bella figura del nostro San Benedetto da Norcia, è veramente molto attuale, perché possiamo comprendere anche qual è il mandato che oggi ciascuno di noi ha nella Chiesa e nella società. Guarda benigno, Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto Abate e fa che sul suo esempio cerchiamo tesoro per meritare nel tuo santo servizio i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Della sua grazia infatti singolarmente illuminasti l'anima di San Benedetto, che nulla antepose all'amore di Cristo e se stesso e i suoi figli volle offrire
basti come dottore di sapienza spirituale nell'amore, alla preghiera e al lavoro. Fuggi da guida di popoli alla luce del Vangelo e innalzato al cielo per una strada luminosa, egli insegna agli uomini di tutti i tempi a cercare te, o Padre, nel retto sentiero e le ricchezze eterne da te preparate. Per questi doni della tua benevolenza noi ti ringraziamo con gioia e in concordia di voci e di spiriti ci uniamo agli angeli nell'inno di lode. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Pietro e gli Apostoli, i gloriosi martiri, il nostro Santo Padre Benedetto e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti crediamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo, Francesco Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa tua famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre unico Dio, tutti i tuoi figli ovunque. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle, Giovanni, Pietro, Antonio e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo e sostenuti dall'intercessione di San Benedetto, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati,
ci hai dato il regno della vita eterna, fa che seguendo gli insegnamenti di San Benedetto celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera, per Cristo nostro Signore. Amen. Tutti credo abbiamo percepito che siamo in una terra, in un luogo sacro, dove è custodita la preghiera, il lavoro. Questo ci donano come messaggio i figli di San Benedetto. Il Solles, oe sotto un Signore, paga che piscan pontificale. A Santo Benito, principale patrono d'Europa, paga de onore. E che ellas de mirò con fervore, pagane corona in sabbaziale, monasterio, de dotto speciale, a Benito, don e su Signore. Con canto de vietnamitas frades, piga l'achelo in pregadoria, in custa diede triulas nodida, Benedetto di gracia de vida, sabatettiana in santa armonia, a mesa fraterna nos congregades. Ad esorres Santa Mama Maria, in custa antica domo de memorias, nos llama tutto a dare glorias a Gesù, su divino Messia. In ogni brades tempo e liturgia, in custa e Maria pregadorias, brillan asas bíblicas poesías, de brades que viven in armonia. Sui Pedros in sorres con umiltade, concelebrana con su nuovo pastore, in Eucaristia dotto unidos, sempre vioridos in caridade, signo de amore a su Signore, disdete de gelo eternos nidos. Mentre da sorre spiga sa preghiera, a notte mangiamo, dia e sera. Prima di partire alla benedizione vorrei ringraziare il Padre Abate, Don Pietro, il Sindaco, per il saluto iniziale che restituisco con la benedizione dell'Eucaristia. Tutto ciò che voi avete sottolineato lo conservo come grande tesoro. Anche tutta l'attenzione alle aree interne che da quando è sorta il pensiero in seno alla Conferenza Episcopale Italiana, ricordo ancora la prima riunione, io ero stato appena nominato vescovo di Terni, ancora non ero stato ordinato, mi trovavo lì e il segretario generale mi chiese di poter partecipare a quell'incontro. Chi lo guidava era l'attuale arcivescovo di Assisi, Monsignor Croca. L'attenzione della Conferenza Episcopale Italiana è veramente molto alta per quello che si può fare e ciascun vescovo deve fare, è sempre una cosa grande. Per quanto riguarda la Sardegna, le zone interne sì, hanno quella criticità, ma va sicuro che le zone degli Appennini sono ancora più sacrificate, non fosse altro per le vie di comunicazione. Per quanto riguarda Brutta, una chicca così, giusto per rendere anche molto umano il nostro essere qui a celebrare i misteri divini, c'è una località dell'Umbria che non mi veniva mai come nome ed è famosa per le ceramiche e pensavo a Borutta perché quello è Derutta, pensavo a Borutta e mi veniva Derutta, ecco. Faccio veramente tesoro di tutto ciò che mi è stato consegnato e ricordo anche
nel 2016, pensavo anche a questo, 2016, terremoto del centro Italia. Il primo terremoto fece una visita proprio a Norcia con l'arcivescovo Carlo, altri collaboratori di Caritas Italiana, e dopo aver fatto un giro nella cittadina era stata un po' dico un po' rispetto a quello che poi si è verificato, lesionato, e per quel poco di confidenza che iniziamo ad avere con i terremoti, allora dicevo, fra qualche giorno vi daranno nuovamente l'agibilità. Purtroppo non è stato così e Norcia è stata veramente molto distrutta, e a Norcia la basilica di San Benedetto. Però dopo anni ho potuto partecipare, ed ero lì presente insieme ad altri confratelli vescovi e a Monsignor Boccardo, alla nuova dedicazione della Chiesa ormai restituita alla cristianità, ma grazie all'interessamento europeo. Ecco, tutti abbiamo pregato affinché quell'interessamento europeo ricada non soltanto come benedizione, parole dette, ma che veramente si capisca che l'Europa ha necessità delle radici cristiane, così come ciascuno di noi. Affidiamo tutto questo all'intercessione di San Benedetto e chiudiamo con la benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.